Desidero rassicurare la popolazione in merito alla notifica di un caso di West Nile segnalato il 19 marzo. Si tratta di una segnalazione relativa a una persona rientrata da un paese tropicale dove è nota la possibile circolazione del virus. La situazione non rappresenta un motivo di allarme per la comunità. Così il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Eugania, il dottor Luca Sbrogiò, in merito al primo caso di West Nile nel Padovano nel 2026. Si tratta di un caso di importazione individuato il 19 marzo, appunto, che ha riguardato un uomo rientrato da un viaggio in Thailandia. Il comune uganeo, intanto, avvierà dal 13 al 30 aprile la disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche partendo da Brusegana, mentre resta alta l'attenzione anche su dengue e chikungunya. È tuttavia importante non sottovalutare la prevenzione, soprattutto quando si viaggia in aree a clima tropicale, ha detto il dottor Sbrogiò in una nota. Raccomandiamo l'uso di abiti protettivi come maniche lunghe e l'impiego di repellenti per insetti. Al rientro, in presenza di sintomi sospetti, è fondamentale rivolgersi tempestivamente al proprio medico.